Quella cuciniamo insieme ad Andrea, milinciane ammuttonate. Curiosi? E allora, a un in cucina. E rieccoci qua, appuntamento. Oggi andremo a fare una ricetta tipica della tradizione siciliana, nello specifico credo palermitana. Devo dire la verità, non sono informatissimo se in tutta la Sicilia si usa fare questa ricetta. A Palermo sicuramente sì. Di che cosa si tratta? Si tratta appunto, come dice il titolo stesso, di milinciane ammuttonate. Ammuttonate in siciliano e in palermitano significa praticamente farcite, ripiene, imbottite, per così dire. La particolarità di questa ricetta è data appunto, scusatemi il gioco di parole, dalla particolarità delle melanzane. Andremo ad usare una tipologia di piccolina, è un quarto rispetto, guardate la mia mano, rispetto a una classica melanzana. Queste melanzane si prestano solo ed esclusivamente appunto per questo tipo di preparazione. Come tutte le nostre ricette, semplicissima da eseguire e da riprodurre a casa con una tranquillità incredibile. Magari per chi non è di Palermo, per chi non è siciliano, sarà un problema ovviamente andare a trovare questa tipologia di melanzana, ma volendo si potrebbero anche sostituire con le classiche melanzane, queste qua nere, magari le più piccoline che riuscite a trovare. Non ci resta altro appunto che eseguire e cominciare le fasi della lavorazione, che sono velocissime, semplicissime, veramente direi quasi disarmante nel fare questa ricetta, però è talmente buona, è talmente saporita che ne vale veramente la pena mostrarvela e rendervi partecipi appunto di questo piatto straordinario della tradizione siciliana. Fatta questa premessa, adesso non ci resta altro che cominciare la lavorazione. Un'ulteriore precisazione. Nella lavorazione di queste melanzanine solitamente l'estremità, quindi la parte vegetativa, questa parte viene praticamente tolta. Siccome a me piace anche dal punto di vista estetico, ovviamente le melanzane sono state ben lavate tutte quante, io cercherò di salvaguardare questa parte di qua, che ovviamente non è commestibile, quindi poi una volta messa nel piatto la toglierete voi con coltello e forchetta e mangerete soltanto l'interno della melanzana. Però esteticamente, secondo me, nel piatto fa la sua, come si suol dire, porca figura. Ma questo ovviamente libera scelta a tutti quanti voi di fare quello che è meglio credete. Quindi adesso girate da questa parte, così vedrete da vicino tutte le fasi della lavorazione. Come dicevo, un'esecuzione veramente molto veloce e semplicissima da fare. Per cui per imbottire questa melanzana non dovremmo fare altro che fare delle piccole incisioni lungo tutta quanta la melanzana, quindi con un coltello a punta fate delle incisioni. Dopodiché inserite un po' la punta e allargate la fessura. Questo perché poi ci consentirà di poter inserire la farcitura, quindi ammottonata, in maniera un po' più semplice. Qua ne avevo saltata una e la andiamo a fare subito. Ok, tutto questo adesso la melanzana la mettiamo da parte e cominciamo a lavorare tutti quanti gli altri ingredienti. Ovviamente io ve ne mostro una, ma ne farò diverse. Iniziamo con caciocavallo. Lo tagliate a fettine molto sottili e lo tenete da parte. Questo è un caciocavallo fresco. L'ideale sarebbe quello stagionato, ma siccome a me piace poi l'effetto filante alla fine, per dare maggiore sapidità, perché la differenza tra un caciocavallo fresco e un caciocavallo stagionato è la sapidità. Quello stagionato ovviamente è molto più sapido, ma io poi lo userò dopo, nella fase finale della ricetta, avrò del caciocavallo stagionato grattugiato, quindi la sapidità alla fine me la vado a ricavare da quella là. Questo mi servirà per dare sì sapore, ma anche un po' di filante, un po' come se fosse mozzarella. Non ci resta altro che cominciare a prendere dell'aglio. Questo è un aglio rosso. Lo andremo a pelare. Una volta pelato lo andiamo a tagliare a fettine sottilissime. Questo è lo spessore. E teniamo da parte anch'esso. Poi in un piattino andremo a mettere un po' di sale e un po' di pepe macinato al momento. Anche questo, diciamo, a piacere. Mischiamo
Uniamo il sale e il pepe il più possibile, teniamo da parte e iniziamo a farcire, quindi a riempire le nostre melenzanine. E allora, fatte le varie fessure, cominciamo ad allargare le fessure. Al suo interno andremo ad inserire con la punta del coltello il mix di sale e pepe, poi andremo a mettere la fettina di aglio in questo modo, poi fogliolina di menta, aiutatevi eventualmente col dorso del coltello a spingere tutto verso il basso, in questo modo. Poi io vado a mettere anche un pezzettino di acciuga, questa qua è una mia versione, ovviamente, c'è chi usa metterla, chi no, e poi vado a concludere il tutto con la fettina di caciocavallo. Proprio a tappo. In questo modo. Fate così per tutte quante le fessure e per tutte quante le melanzane. Perfetto, abbiamo farcito tutte quante le melanzane, adesso facciamo la seconda fase della ricetta, partendo subito, come dicevo poco fa, da una salsa al pomodoro. Soffritta la cipolla, mettiamo giù basilico, c'era anche la fogliolina di menta, che male non fa. Lo facciamo andare pochi secondi, appena cominciate a sentire il profumo delle erbe aromatiche, andate giù di passata di pomodoro. Nel frattempo che cuoce la nostra salsa al pomodoro, passiamo adesso ad un'ulteriore fase della lavorazione della ricetta. Perfetto, salsa di pomodoro sta viaggiando, adesso siamo a un bivio. C'è chi predilige mettere la melenzanina direttamente nella salsa al pomodoro e farla cuocere insieme, chi invece, come me in questo caso, preferisce prima dargli una rosolatura in olio bollente. Io sono della filosofia che i melenciane vanno fritte. La tipologia di melenzana, se gli diamo una botta in olio bollente, quindi la rosolatura i lati della nostra melenzanina, sicuramente avrà una marcia in più. Ok, olio ben caldo, li andremo ad adagiare ai vari lati. Giriamole e facciamo rosolare ogni lato della melenzana. Una volta rosolate le melenzane, andiamo ad immergere nella salsa di pomodoro bollente e finiamole di cuocere tutte insieme. Una ventina di minuti e poi controlliamo a che punto sono le nostre melanzane. La tempistica ovviamente varia in base alle dimensioni delle melenzane stesse. Perfetto, ricetta terminata, adesso non ci resta altro che impiattare e come al solito che faremo sacrificare per voi, devo necessariamente assaggiare, vedi che sacrifici. Però prima di passare a questa ultima fase vorrei darvi un consiglio. Come avete notato io ho fatta abbondante salsa di pomodoro. Questo perché? Perché sicuramente della salsa di pomodoro, a meno che non vi mangiate 2 kg di pane facendo la scarpetta, ma non credo proprio, sicuramente dicevo resterà della salsa di pomodoro, e il consiglio è quello all'indomani magari di farvi 2 fili di spaghetti per poi definirli nel piatto magari con un po' o di pecorino grattugiato o perché no del caciocavallo stagionato grattugiato e vedrete che poesia. Adesso, fatta questa dovuta precisazione, andiamo alla fase dell'impiattamento. E nel frattempo mettete il segui alla pagina e cliccate sulla campanellina per restare aggiornati. Impiattate per come vedete in video una grattata china china come se non ci fosse un domani di caciocavallo stagionato, fogliolina di mentuccia e che fare? Mi sacrificare, devo assaggiare per voi. Ma secondo voi io, dopo averla assaggiata, ma cosa possa avere esclamato se non un sontuoso bella madre?